Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Mi raccomando, visto che siete in tanti a guardare questi video, mi raccomando, tasto like e commento, e soprattutto, se vi fa voglia, iscrivetevi al canale che non vi costa nulla. Partiamo subito. Perché voglio parlare di questa cosa? Perché ragazzi, ieri sera, sapete, no, io tifo Napoli, però mi piace parlare anche delle altre squadre, no? Naturalmente, essendo un amante del calcio, guarda pure le altre squadre, no? Lo sapete benissimo. Anzi, io vorrei fare una precisazione, che ieri ho detto Lazio Shakhtar di Donetsk, invece ho sbagliato, era Lazio Nizza. Mi sono ripreso la partita vecchia. Comunque, a parte questo, grazie per avermi corretto voi a me, quindi vi ringrazio. Allora, io vorrei dire una cosa, ragazzi, ma Juric ieri è stato veramente imbarazzante, ma è stato veramente imbarazzante ieri sera Juric. Cioè, io non so, io ho visto parecchi video dei tifosi della Roma che sono rimasti scandalizzati dalle parole di Juric, ragazzi, ma qui si sta parlando veramente di una cosa ridicola. Cioè, questo veramente si è andato a fare una conferenza stampa post partita Elfsborg-Roma dicendo quelle cose. E amici, lui in conferenza stampa, per chi non avesse visto la conferenza stampa post partita, naturalmente essendo tifosi napoletani, la maggior parte è tifoso napoletano qui sul canale, non sa quello che ha detto Juric. Ma ragazzi, Juric è andato in conferenza stampa e ha detto la Roma mi è piaciuta, abbiamo fatto anche passi in avanti. Cioè ragazzi, ma questo sta buono che capo, ma questo veramente è ridicolo. Allora, a parte che si è preso con un giornalista di Sky, e si è preso, sapete, no, come Juric, che se la piglia sempre con tutto quanto, perché la colpa non è mai sua. Ma la cosa più grave è essere andato in conferenza stampa a dire no, a me la Roma mi è piaciuta, ho visto buone cose, fraseggi ottimi, la squadra ha risposto bene. Cioè ragazzi, tu hai perso contro una squadra di scappati di casa. Questi potrebbero giocare in Serie B, e in Serie B potrebbero far fatica a giocare in Serie B, l'Elfsborg, ragazzi, capite che sono della Svezia, sono svedesi, che cazzo stanno in culo al mondo. Ma ragazzi, ma veramente stai facendo? Cioè, tu veramente vai in conferenza stampa e dici delle cose del genere? Io mi aspettavo che loro ci attaccavano alti, questo pressing costante. Cazzo, sei un allenatore di Serie A, ma tu lo devi sapere almeno come devi giocare contro a questi, no? Cioè, questo si è svegliato, ha detto ma sai che c'è, ma butta sciamuro dopo lì davanti. Cioè ragazzi, ma pure questa cosa di fare questo cazzo di turnover, no? Allora, anzi, meglio se accendo l'aria condizionata. Pure sta cosa di fare il turnover, no? Tu vai a fare il turnover, dici tu, vado a fare il turnover, mancano tantissime partite alla fine del campionato, faccio il turnover. Ragazzi, ma c'è questa, poi c'è il Monza e poi c'è la sosta delle nazionali. Quindi nemmeno da dire c'ho il calendario fitto, no, perché poi dopo c'è la sosta delle nazionali. Cioè, fai giocare Dobbik, Sciamuro dopo in attacco. Sule ragazzi, io non mi aspettavo tutto, ma mai un giocatore come Sule così scandaloso. Questo fa 4 tocchi e non la passa mai. Cioè, io poi non so la dirigenza della Roma, no? Tu hai preso dirigenza della Roma, no? Con tutto quello che è successo, Daniele De Rossi, quell'altra che se n'è andata, e vabbè. Ma tu hai veramente preso Juric, che Juric, ragazzi, non vuole una squadra tecnica. Juric vuole 11 giocatori che corrono, che a centrocampo fanno la guerra. Ragazzi, qui non c'è un giocatore che è disposto a fare la guerra per questo club, perché è così, ragazzi, è così. È brutto da dire, ma i giocatori che ci sono attualmente nella Roma, a nessuno importa della Roma stessa. Forse Pellegrini, visto che lo criticate tanto, ma Pellegrini è l'unico insieme a Svilar, e quando si salva il portiere, sapete già che non è una cosa buona quando il portiere si salva, io è questo che non riesco a concepire. Cioè, tu poi vai in conferenza stampa dopo che questi ti hanno umiliato, perché ragazzi, questi veramente hanno umiliato la Roma. Cioè, il valore della rosa dell'Elfsborg è 17 milioni. Cioè, 10 volte la Roma, penso, forse pure qualcosa di più, perché la Roma vale 300 milioni. Quanto vale a valore la Roma? C'è 300 milioni. Cioè, questi valgono 17 milioni. E io ho visto un'ottima Roma
ho visto un'ottima Roma, voi avete visto un'altra partita. No, voglio, ma tu gli occhiali te li devi mettere. Forse hai visto la partita della Lazio, perché la Lazio veramente ha giocato un partitone con il Nizza. Cioè, non mi spiego certe parole nel post partita. E vi ripeto, io sono tifoso napoletano, ma mi piace parlare anche di quelle altre squadre. Io quando ho visto le dichiarazioni di questo, mi sono immedesimato in me la passata stagione. Quando gli dissero a Garcia, siamo a 7 punti dall'Inter, possiamo già dirlo che lo scudetto è andato. E lui rispose, no, ma quale scudetto, voi non capite niente di calcio, non vi preoccupate, noi siamo una grande squadra, ho tutto sotto controllo. Cazzo, meno male, poi siamo arrivati al 10° posto, vabbè, tralasciando questo. Allora, qui veramente la Roma, ma poi tu vai a prendere sto Juric, no? Io, ragazzi, tu sei andato a desonerare, eppure c'erano gli allenatori, perché c'è Stefano l'allenatore, voglio. Sapete secondo me come andrà a finire questa vicenda Juric? Che la Roma, prima o poi naturalmente la Roma quanto è che può andare avanti? Ci sarà questa di partita, poi c'è il Monza. Il Monza, io vi dico che il Monza non vince in Serie A da 15 partite. 15 partite, voglio. 15 partite sono un'eternità. Ma boh, questi non vincono da 15 partite. Quanto ci volete scommettere che la Roma perderà pure contro il Monza? Pure contro il Monza perderà, per il semplice fatto che questi a Juric non lo vogliono, e questi hanno avuto la fortuna di pareggiare quella partita vincere la partita con il Venezia senza manco loro saperlo, perché 75 minuti gliel'hanno regalati. È così, è allucinante. Cioè, io fossi tifoso della Roma, io veramente sarei preoccupato, ma sarei preoccupato perché poi ci sarà chi lo difende a Juric. Cioè, vabbè, Juric è venuto dopo, la squadra non è di Juric ma è di Daniele De Rossi. Ragazzi, ma quando io vi dico che bene o male il calciomercato lo deve impostare anche la società, è per questo motivo, perché se tu poi vai a cambiare un allenatore è difficile trovare un altro allenatore che possa combaciare, no? Con le tue idee di gioco che tu vuoi portare. Ma boh, però, cioè, a me veramente sembra tutto strano, veramente sembra tutto strano. Qui veramente stanno facendo qualcosa di allucinante. Ma io non ho parole. Io ve l'ho detto, la Roma secondo me vivrà un'annata come quella del Napoli la passata stagione, una stagione travagliata, perché di sicuro farà una stagione travagliata questa Roma. Non penso cambieranno 3 allenatori in panchina, però Juric sembrerebbe pronto ad andare sul patibolo. Ecco, e questa cosa, scusate, sto parcheggiando, perciò mi sto concentrando per il parcheggio, perché è bello stretto, non vorrei graffiare la macchina. Ma che cazzo di suoni, che ci sta ancora mezzo metro, madonna, mi sti sensori parcheggio non servono a un cazzo. Quindi ecco, cioè, questo veramente rischia il posto, e ha fatto, quante partite ha fatto? 4 partite. Poi ci metti le dichiarazioni che fai nel post partita. Cioè, Juric, ma tu veramente stai facendo? Ma questi veramente si sono così rincoglioniti talmente tanto da non aprire gli occhi e dire, abbiamo sbagliato. Daniele De Rossi lo possiamo richiamare, perché De Rossi poi però disse, io non ci ritornerò mai più ad allenare la Roma. Però poi sapete, il cuore ti dice altro, no? La mente in un momento dice altro, ma il cuore poi pensa tutt'altro. Però ecco, in questo momento De Rossi è stipendiato dalla Roma, e se metti caso questi perdono pure con il Monza o pareggiano con il Monza, che succederà? Non lo so. Io so solo che Juric è incommentabile. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre comunque Forza Napoli, noi ci vediamo questa sera per il post partita di Napoli-Como. Ciao a you!